Milano, potenziato il servizio Mai Solo se resti a casa. Il progetto, lanciato dall'Associazione Energie Sociali Iesrum lo scorso marzo per supportare cittadine e cittadini fragili durante l'urgenza sociosanitaria grazie ai servizi gratuiti di consegna a domicilio, è stato rafforzato grazie all'ulteriore contributo solidale di aziende e partner dell'iniziativa. Nei giorni scorsi, Mai Solo se resti a casa ha dato il via alla distribuzione di centinaia di pacchi alimentari con i quali si è potuto dare un supporto concreto a molti. I nuovi servizi saranno dedicati in primo luogo a senza fissa dimora e inquilini ERP del primo, del quinto, del sesto e dell'ottavo municipio, in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali e abitative e all'assessorato a turismo, sport e qualità della vita, con delega alle politiche per la tutela e la difesa degli animali. Inoltre, i cittadini in condizioni di particolare fragilità potranno accedere direttamente al servizio rivolgendosi allo 02 82 39 68 67. La linea telefonica sarà attiva dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30. Grazie ad alcune donazioni saranno offerti pasti gratuiti per cani e gatti, in arrivo addirittura 4 tonnellate di rifornimenti a copertura dei prossimi 3 mesi. Anicura, rete di cliniche specializzate nella salute e nel benessere degli animali, sosterrà le spese logistiche per la distribuzione dei pasti donati e in caso di necessità anche il trasporto veterinario per tutti quegli animali cui padroni siano impossibilitati a muoversi. Milano, in arrivo 3.500 monopattini elettrici in sharing. Si allarga la flotta dei monopattini in condivisione. Nelle prossime settimane a Milano saranno in strada 3.500 nuovi monopattini elettrici. L'amministrazione ha infatti selezionato e autorizzato 5 nuove società da operare in città per la condivisione di mezzi di micromobilità elettrica. I veicoli si aggiungono ai 2.250 già presenti come alternativa per gli spostamenti nella fase post-lockdown. Le aziende selezionate dovranno ora ultimare le formalità e l'iter di autorizzazione e non appena pronte potranno avviare le loro attività di sharing nel rispetto delle regole che erano già state definite dall'amministrazione alla pubblicazione del bando e che riguardano sia le caratteristiche dei mezzi sia le modalità di utilizzo in strada dei monopattini elettrici. Ricominciamo sicuri. Da domani, 18 maggio, riaprono molte attività. Ecco le linee guida anche in Regione Lombardia. Ecco l'elenco delle attività che apriranno domani: ristorazione, stabilimenti balneari e spiagge, strutture ricettive, servizi alla persona come parrucchieri e estetisti, commercio a dettaglio e agenzie di viaggi. Apriranno anche il commercio a dettaglio su aree pubbliche, ipermercati, le fiere, i posteggi isolati e attività in forma itinerante. Apriranno anche uffici aperti al pubblico, la manutenzione del verde, musei, archivi, biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali. Inoltre apriranno anche attività dedicate alla montagna, per professionisti della montagna e autoscuole e scuole di vela. Ecco le attività nel dettaglio. Allora, la ristorazione. Le prescrizioni da prendere e le misure da prendere sono appunto la mascherina, distanza interpersonale, la misurazione della temperatura ai dipendenti, ricordiamo l'igiene delle mani e o i guanti e la misurazione della temperatura ai clienti dei ristoranti. Inoltre le raccomandazioni. Le raccomandazioni sono misura temperatura clienti e fornitori e il questionario sempre sulla app Allerta LOM. Stabilimenti balneari e spiagge. Prescrizioni anche in questo caso: mascherina, igiene delle mani o guanti, distanza interpersonale importante, misurazione della temperatura ai dipendenti. Le raccomandazioni anche in questo caso sono sempre la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e il questionario da compilare sulla app Allerta LOM. Apriranno anche molte strutture ricettive. Le prescrizioni anche in questo caso sono immancabile la mascherina, immancabile igiene mani e guanti o guanti, la distanza interpersonale, la misurazione della temperatura ai dipendenti e le raccomandazioni da tenere presente sono la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e la compilazione del questionario sulla app Allerta LOM. Aprirà anche tutta quella fascia di categorie dedicate al servizio alla persona, per cui gli acconciatori e gli estetisti per esempio. Le prescrizioni anche in questo caso sono la mascherina, la distanza interpersonale, l'igiene delle mani e o i guanti e la misura della temperatura ai dipendenti. Le raccomandazioni sono sempre la misura delle temperature e della temperatura ai clienti e ai fornitori e il questionario sulla app Allerta LOM.
Riapriranno anche tutte quelle categorie dedicate al commercio al dettaglio in sede fissa o agenzie di viaggi. E in questo caso le prescrizioni sono anche qui la mascherina, l'igiene delle mani o i guanti, la distanza interpersonale e la misurazione della temperatura ai dipendenti. Le raccomandazioni sono la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e il questionario sulla app Allerta LOM. Apriranno anche tutte quelle strutture dedicate al commercio al dettaglio su aree pubbliche, cui mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante. Le prescrizioni sono la mascherina, la distanza interpersonale, l'igiene delle mani e i guanti o i guanti, la misurazione della temperatura ai dipendenti e mi raccomando, le raccomandazioni che non mancano mai sono la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e il questionario sulla app Allerta LOM da compilare. Da domani, 18 maggio, apriranno anche gli uffici aperti al pubblico, per cui le prescrizioni sono sempre mascherina a distanza interpersonale, igiene delle mani e o i guanti e la misura della temperatura ai dipendenti e le raccomandazioni, come sempre, la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e la compilazione del questionario sulla app Allerta LOM. Apriranno anche tutte quelle categorie del verde, ossia la manutenzione del verde. E le prescrizioni, anche in questo caso, sono la mascherina, la distanza interpersonale, l'igiene delle mani e o i guanti e la misurazione temperatura ai dipendenti. Le raccomandazioni sono la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e il questionario sulla app Allerta LOM. Da domani, 18 maggio, apriranno anche musei, archivi, biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali. Prescrizioni: mascherina, distanza interpersonale, igiene delle mani e o i guanti e la misura della temperatura ai dipendenti. E le raccomandazioni, come al solito, sono la misurazione della temperatura ai clienti e ai fornitori. Da domani riapriranno anche tutte quelle attività dedicate alla montagna, che rientrano nella categoria professioni della montagna. Per cui anche qui le prescrizioni, mi raccomando, sono la mascherina, la distanza interpersonale, l'igiene delle mani o e i guanti, la misurazione della temperatura ai dipendenti. E le raccomandazioni, come sempre, misurare la temperatura ai clienti e ai fornitori e compilare il questionario sulla app Allerta LOM. Da domani apriranno anche autoscuole e scuole nautiche e anche in questo caso le prescrizioni sono la mascherina, igiene delle mani e o i guanti, la distanza interpersonale, la misurazione della temperatura ai dipendenti e le raccomandazioni, come sempre, la misura della temperatura ai clienti e ai fornitori e la compilazione del questionario Allerta LOM. Domani riapre l'Italia, per cui ricordiamo a tutti, ricominciamo sicuri e pronti partenza Lombardia.